Benvenuti, oggi è sabato 13 luglio 2024. Il sole sorge alle 5:49 e tramonta alle 20:22. La luna sorge alle 12:53 e cala a mezzanotte e 12. Oggi si celebra Sant'Enrico. Il nome Enrico ha origine tedesca e significa potente in patria. Dal 1985 ogni 13 luglio si celebra la Giornata Mondiale del Rock. Molto più di un semplice genere musicale, è un movimento culturale che ha influenzato le mode, l'arte, la politica e il pensiero sociale. Il rock ha radici profonde che affondano nel blues, nel country e nel rhythm and blues. Ha preso forma negli anni 50, quando artisti come Chuck Berry, Elvis Presley e Little Richard hanno introdotto un suono completamente nuovo e rivoluzionario. Sono 82 le candeline per l'attore americano Harrison Ford. Tra i divi di Hollywood è uno dei più celebri interpreti dell'action movie, dal capitano Ian Solo in Guerre Stellari allo spericolato archeologo di Indiana Jones, fino al poliziotto replicante di Blade Runner. Ma nonostante la lunga carriera di attore costellata di successi ed una stella a lui dedicata nella Hollywood Walk of Fame, non ha mai vinto l'Oscar. Festeggia 53 anni l'attore genovese Luca Bizzarri. Comincia col teatro nella sua città come componente del gruppo Cavalli Marci. Nel 1991 lascia la compagnia insieme a Paolo Chessisoglu, con cui forma il duo comico Luca e Paolo. Insieme debuttano 6 anni dopo nel programma TV Ciro, il figlio di Target su Italia 1. Da quel momento i due fanno coppia fissa in trasmissioni di successo come Mai dire gol, Le Iene e nella sitcom Camera a Caffè. La coppia è inseparabile anche al cinema. Infine, oggi compie 42 anni l'attrice e modella Eleonora Pedron. Eletta Miss Italia nel 2002, l'anno dopo viene scelta come prima meteorina dall'allora direttore del TG4 Emilio Fede. Nella stagione 2005-2006 affianca il giornalista Sandro Piccinini nel programma sportivo Controcampo su Italia 1. Varie le partecipazioni al cinema e nelle sitcom. Per 11 anni è stata fidanzata col campione di motociclismo Max Biaggi, dal quale ha avuto 2 figli. Vi presento un outfit molto in voga nel secolo scorso. Abito turchino, stivali neri e cappello alto a 2 punte con la coccarda azzurra dei Savoia davanti. Questa era l'uniforme dei Carabinieri Reali, il corpo militare fondato a Torino il 13 luglio 1814 dal re Vittorio Emanuele I. E non si limitavano solo all'aspetto impeccabile, ma ricordavano anche la famosa gendarmeria francese. Armati con la loro inseparabile carabina e una spada, i Carabinieri Reali svolgevano compiti sia civili come il controllo dell'ordine pubblico, sia militari, difendendo la patria. Immaginate di essere così immersi in un'attività da perdere la cognizione del tempo, come me quando mi trovo qui. Ecco il flow, un momento di trance ma positivo che si attiva quando facciamo ciò che amiamo, come dedicarci agli hobby. Secondo la psicologia, il flow è uno stato di massima concentrazione e coinvolgimento, dove mente e corpo sono in sintonia. In questo flusso ci sentiamo padroni di ciò che facciamo, motivati e gratificati, dimenticando i pensieri negativi. Incredibile, ma il flow non solo è piacevole, ma fa bene alla salute. Chi entra facilmente in questo stato ha un minor rischio di depressione, ansia, stress e problemi cardiaci.
Buon weekend ai 12, una luna oggi baldanzosa e allegra sembra aver fatto pace con Giove e dalla raffinata bilancia ci suggerisce nuove ambizioni e un nuovo senso del bello. Vediamo come. Ariete, luna in bilancia è sicuramente una luna d'opposizione, ma finalmente è una luna che vi dà modo di vivere il weekend in una maniera più romantica e sentimentale. Anche inaspettatamente aspettatevi qualche sorpresa dal partner. Toro, la giornata di oggi è una giornata che vede questo Marte sempre più in stretta congiunzione con Urano, quindi aumenta la forza, l'energia reattiva, la passione, ma è molto ben controllato da Plutone. Quindi oggi saprete come gestire bene le vostre carte sia in maniera seduttiva sia in maniera un po' opportunistica e lungimirante per il futuro. Gemelli, la giornata di oggi è una giornata veramente molto importante proprio perché la Luna c'entra un trigono perfetto con il Giove che ospitate nei vostri gradi e voi siete sempre più ambiziosi, siete sempre più pieni di gioia, di felicità, d'amore. Per i single grandissime nuove conquiste, popolarità per tutti i gemelli e soprattutto anche la richiesta di essere partecipi a tutta una serie di progetti in cui la vostra figura brillante e divertente verrà richiesta. Cancro, la giornata di oggi si apre con una luna di quadratura. La luna in bilancia vi chiede di essere un pochino più oculati, soprattutto in questa sua fase lunare che è il primo quarto, dove comunque con razionalità si guardano ai risultati conseguiti e anche a quelli non perfettamente riusciti. Quindi oggi dovrete essere un pochino più lucidi del solito. Leone, la giornata di oggi prevede sempre quella Venere che proprio non riesce a fare pace con un Plutone che chiede sempre di più. Sicuramente in termini passionali è un vantaggio, ma vuole delle garanzie per il futuro quella Venere e oggi infatti troverete con il partner un modo di intendervi su una linea un pochino più lungimirante per il vostro rapporto e per il futuro anche in termini di investimento economico. Vergine, giornata alquanto interessante visto che la Luna in seconda casa con un trigono di Giove vuole comunque gettare un occhio sulle vostre ambizioni, su quelle fasi future della vostra vita e anche su come spendere bene economicamente ciò che guadagnate o guadagnerete in vista di un progetto e in vista comunque di un incasso che tra poco arriverà. Bilancia, giornata oggi meravigliosa con una luna che riaccende tutti i vostri sensi e con un Giove che vi fa mondanissimi. Accettate inviti, mostre, teatro, una cena, perché no? Stasera se siete single sicuramente scatterà una scintilla, mentre invece per le coppie collaudate una piacevolissima serata mondana. Scorpione, giornata oggi che si avvale sicuramente dell'energia del Sole, ma Venere e Marte ancora vi guardano male. La Luna emotivamente invece sembra essere più vicina a voi, vi suggerisce all'orecchio tutta una serie di emozioni che potrete meglio gestire. Il vostro Plutone in opposizione a Venere sembra promettere comunque il dipanarsi di una matassa sentimentale un po' aggrovigliata. Sagittario, giornata molto interessante oggi visto che la Luna è tornata compatibile. Ha smesso la sua quadratura e una luna amica vi darà modo di scendere in campo nelle amicizie e di passare una serata anche raffinata, piacevole, elegante, assieme agli amici di sempre e di una vita, anche di confidarvi un po' su tutta una serie di tematiche che avete un po' trascurato di voi stessi. Date voce ai vostri sentimenti a chi vi capisce veramente. Capricorno, giornata oggi che vede una luna di quadratura, quindi una luna che vi fa rallentare un po' dal lavoro, che vi fa stancare al lavoro e che vi chiede di smetterla di pensare sempre al lavoro. E sabato, dai, godetevi il weekend. Acquario, a voi non bisogna certo suggerire di godersi alcunché, visto che non mettete mai limiti alla provvidenza e alle vostre trovate geniali e divertenti. L'opposizione di Venere vi fa fuggire ancora una volta contenti dall'amore, sapendo perfettamente che siete riusciti a sedurre qualcuno, ma non volete proprio cedere. Questo weekend si inaugura all'insegna del coinvolgimento da parte di amici nei vostri confronti che vi chiederanno presenza e soprattutto un po' di uscita sociale. Non rifiutate, non siate orsi, non richiudetevi nelle vostre solite abitudini, c'è bisogno di voi.
Pesci, giornata oggi molto interessante. La luna, tra l'altro, forma una distanza in gradi a voi poco gestibile, ma ci penserà Nettuno con la bella Venere a farvi sognare, soprattutto perché molti di voi saranno in viaggio, mare e di rigore. In Italia abbiamo il famoso bosco verticale, ma negli Stati Uniti c'è un bosco ancora più conosciuto, il bosco di Agrifogli. Vi suona familiare? Beh, è la traduzione esatta della leggendaria scritta Hollywood. Il 13 luglio del 1923 questa scritta compare sul Mount Lee a Los Angeles e inizialmente era conosciuta come Hollywoodland. Con l'avvento dell'età dell'oro del cinema diventa un'icona internazionale, simbolo non solo di Los Angeles ma anche degli studios cinematografici. Nel corso degli anni l'usura e alcuni incidenti hanno messo a dura prova la scritta, ma nel 1949 viene restaurata senza il suffisso land. Sì, sembra che la nostra innata propensione a desiderare ciò che non abbiamo abbia persino un modo di dire tutto suo. The grass is always greener on the other side. O come diremmo in italiano, l'erba del vicino è sempre più verde. Ma sapete perché diciamo così? È perché spesso siamo convinti che la vita degli altri sia più bella della nostra, senza considerare che ognuno ha i suoi problemi e le sue sfide da affrontare. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Marcel Proust, uno scrittore che ha rivoluzionato la nostra concezione del tempo. Si ritirò in una stanza isolata a Parigi, scrivendo a letto a causa di problemi di salute. Non usciva di giorno e si diceva che non mangiasse mai. Ma qual è il motivo di questo isolamento? Proust voleva catturare il tempo perduto. Tutto è cominciato con una tazza di tè e un dolce chiamato Madeleine. Il sapore di quel dolce insuppato nel tè ha avuto un effetto straordinario su di lui. Per lui odori e sapori possono far rivivere il passato, possono portarci indietro nel tempo. Da quella semplice tazza di tè è nato un mondo intero che ha segnato la sua vita e la storia della letteratura. Ci salutiamo con la frase del giorno. Nulla viene dimenticato più lentamente di un'offesa e nulla più velocemente di un favore. Proviamo a ribaltare un po' queste tempistiche, che ne pensate? Noi ci vediamo domani, sempre qui, per iniziare insieme una nuova giornata. Buona giornata dalla vostra Martina.